Pronto? Ok, perfetto. Buonasera, buonasera. Dunque, difficile un po'. Per chi non mi conosce, io sono il figlio di Margot, sono cresciuto con la mia mamma e con Giovanni, con quel gatto e tantissimi altri gatti. Ho appena visto, non l'avevo ancora visto, questo meraviglioso libro che è qua fuori, che si intitola La detestata sogliola, che è il titolo della serata, e poi capirete a un certo punto perché è una detestata sogliola. Vi faccio un attimo, devo e desidero, sono veramente straordinariamente pieno di gratitudine per tutti. Ci sono persone che sono arrivate da Genova, da Bologna, da Torino, da Venezia, dalla Giudecca, che a volte è anche più difficile che arrivare da Torino. Voglio dire, comunque, vi racconto un piccolissimo aneddoto di mia mamma dell'anno scorso, purtroppo in un momento di grande tristezza, insomma, in ospedale, però credo che lei volesse che lo raccontassi perché ho capito che le avrebbe fatto piacere. Eravamo in una di quelle zone di transito terribili tra un reparto e l'altro, eccetera. Lei non stava bene e io cercavo ovviamente di farla ridere, di portarle buon umore il più possibile, insomma. E a un certo punto vedo sul fondo entrare proprio in modo felliniano due enormi fratacchioni, ma grandi, ma più esagerati, forse anch'io li vedevo, non so, sotto l'effetto di quale neon ero, però sembravano veramente enormi, col saio, eccetera, la barbona e così. E lei era qualche giorno che parlava poco, era così, non di ottimo umore ovviamente. E allora ho detto, guarda, bestia io la chiamavo, stanno entrando due fratacchioni. Allora lei immediatamente ha fatto uno di quei suoi sguardi, come dire, obliqui, che chi la conosce sa com'erano, e ha cominciato a guardarli. Questi sono passati davanti al suo letto, lei si è alzata, ci ha guardato a me e a Irene e gli ha detto ad altissima voce: avanti o popolo! Dopodiché mi ha riguardato a me e a Irene e si è rimessa tranquilla. Questo per dire che è un po' su questo clima che abbiamo cercato di organizzare, e quindi qua comincio i ringraziamenti con l'associazione Giovanni Morelli, tutte le persone che ci sono dentro, e soprattutto devo dire la Dida, Maria Ida Bigi e la Donatella Ventimiglia, che hanno lavorato molto per tutto ciò. Ci sono tutta un'altra serie di ringraziamenti, me li sono segnati perché se no non mi ricordo, quindi il Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali con il Teatro di Ca' Foscari, l'Istituto per il Teatro e il Melodramma della Fondazione Cini, l'Archivio Vittorio Cini, l'Istituto Scienze, Lettere d'Arte, Fondazione Amici della Fenice, e poi c'è questo mistero, perché sono apparse delle paginate sui giornali, no, dove si pubblicizzava questa cosa, che non sappiamo chi le abbia fatte, ma chiunque le abbia fatte noi lo ringraziamo di cuore, come si dice. Allora, cominciamo con le sorprese, nel senso che è arrivato da Parigi un grandissimo musicologo che ha avuto l'ardire e il coraggio di tradurre Giovanni in francese e ha appena pubblicato un libro in Francia. Chi ha letto Giovanni sa della difficoltà che deve aver incontrato, e quindi vorrei introdurre Laurent Fegneroux, grazie, a cui passo il microfono. Grazie a lei. Allora, vorrei dire qualche parola. La prima volta che ho letto il nome di Giovanni Morelli era 30 anni fa. Lui aveva scritto un testo su Luigi Nono, sulla questione della memoria e dell'oblio nella terza pratica di Nono, sul Prometeo di Nono, e l'articolo era pubblicato in francese nel libro del Festival d'automne a Parigi. E ero completamente affascinato. La distanza era giusta, non troppo vicino a Nono o a Cacciari, ma non troppo lontano. È una distanza perfetta con il suo oggetto. E poi mi sembra che c'è una distinzione a fare tra articolo di musicologia e saggio. Credo che Morelli, anche quando lui scriveva recensioni di libri,
lui non aveva mai scritto un articolo di musicologia, solo saggi. È una distinzione importante perché mi sembra che sono testi non lineari, non discorsivi, non unitari, sono campi di forze, campi di tensioni, campi di pensieri e dunque c'è una creazione, c'è un'invenzione nel linguaggio anche. E allora è anche una musicologia con sociologia, filosofia, teologia, politica, eccetera, eccetera. Una musicologia fuori di sé, come diceva mio caro Gianfranco Vinai. Allora sono venuto a Venezia ogni 2 anni, in 83, in 85, e poi e ho veduto Giovanni e anche Gianfranco Vinai a Parigi. E Gianfranco mi ha chiesto, devi tradurre il Morbo di Rameau? È una questione difficile perché è un libro sulla cultura francese, certo, ma devo cercare e ritrovare tutti i testi francesi che Morelli ha studiato e dopo analizzare le distinzioni tra i testi francesi e quello che Morelli ha fatto con questi testi. C'è una riscrittura di questi testi. Allora ho detto no, è impossibile, per me è troppo difficile. C'è un problema per la Francia anche, credo. Siamo il paese di Jacques le Fataliste, sicuro. E Morelli conosceva molto bene Diderot, ma siamo anche il paese di Boileau, che ha detto ce que l'on conçoit bien, c'est écrit clairement. E non è il caso per Giovanni, credo. Ma credo che è una forma di cortesia. C'è una parola di Edmond Jabès, il poeta francese, che è molto importante per capire la scrittura di Morelli. L'amicizia è camminare a metà strada, non fare tutta la strada. E credo che leggere Giovanni è fare l'altra metà della strada. Allora, penso che in Francia abbiamo solo un esempio, forse Jacques Lacan, ma è una differenza, ci sono differenze. Allora, ho tradotto il mio primo testo di Giovanni, era un testo sulla scuola veneziana, un testo su Malipiero, su Maderna e Nonno. E poi Giovanni è morto. E Gianfranco Vinai mi ha detto, dobbiamo fare qualcosa. Ma sicuro, un convegno, sì, dove? All'Istituto Culturale Italiano di Parigi. Ok, va bene, andiamo. Devi tradurre anche un testo di Giovanni. Ok, allora ho tradotto un testo di Giovanni su Courtag. E poi mi sono detto, devo assolutamente tradurre il testo di Giovanni su musica e malattia. È stranissimo perché questo testo è stato pubblicato nell'Enciclopedia della musica di Einaudi, ma nella versione francese il testo di Morelli non c'è. Troppo difficile forse, non so. Allora è un testo sulla medicina, sulla malattia, su medicina e musica, malattie e compositore, virus e opere musicali. E dentro questo testo ho sentito la presenza del suo padre, Angelo Morelli. E per esempio nel primo libro che Giovanni ha fatto, Anatomia per gli artisti del suo padre, ci sono brevi biografie e con 2 indicazioni importanti, religione e professione del padre. Allora, credo che questo testo è anche un testo sul padre di Giovanni Morelli.
È una sintesi delle sue preoccupazioni e in particolare, non voglio essere troppo lungo, della relazione al corpo. Ascoltiamo con l'orecchio, ma anche con gli occhi, con i muscoli, con la pelle. E non è solo medicina, ma è anatomia, in un senso più preciso. Allora devo dire che chi conosce la proporzione che c'è tra il suono di un strumento o di una voce e lo spirito, i muscoli, le arterie del corpo umano, lui sa disporre l'uomo. E credo che Morelli ha benissimo, come si dice, parlato di questo. Grazie. Parlato di questo. Grazie Laurent. Dunque, vi presento le persone che agiranno in scena adesso. Abbiamo scelto, come dicevo, il più possibile, per quanto possibile, degli aspetti ironici, sarcastici, insomma, un po' che era una delle chiavi di Margot, Giovanni e dei nostri lessici familiari. Poi vedrete qualcosa emerge in modo anche molto divertente. Ringrazio le persone scelte, sono tutte persone che hanno comunque avuto una relazione o con Giovanni o con mia mamma o con tutte e due, che vengono da paesi e posti diversi. E comincio con Malva Rizzato, una giovane cantautrice molto amata da Margot. Malva, che canterà qualche canzone di Margot. Elga Davis, un'attrice cantante newyorkese che era di transito tra Singapore e New York, e le ho chiesto di scendere. Come si dice, l'ho presa al volo, diciamo così, e con cui poi vi dirò che cosa faremo quando sarà il momento. Elisabetta Pozzi, grande attrice Elisabetta Pozzi. E per iniziare questa avventura, questo diario di famiglia, Paolo Puppa, che ci leggerà qualche frammento da Animali immaginari. Giovanni Morelli, come alle mie spalle si vede, amava molto i gatti. Non so se amasse più i gatti, Margot o i libri, ma era una passione per i gatti la sua, e ciò nonostante ogni tanto inventava e immaginava animali che non esistono, animali immaginari, come questo testo che è stato trovato miracolosamente nel desktop del suo computer, come anche il testo ultimo di Margot. Io spero e penso, mi auguro, che man mano che si frequenta questo desktop, i computer di entrambi, vengono fuori altri tesori. Sono dei frammenti, questi animali immaginari, brevissimi, io ne leggo solo 6 per questione di tempo, accompagnati ovviamente da dei frammenti grafici, da dei fumetti astratti. E io credo che in questi pezzi, come ora sentirete, si manifesti in maniera trasparente la soave ferocia di Giovanni Gatto o Giovanni Leone, ad esempio nel prendere in giro il pedantismo accademico. Mi ricordo in certi momenti un grande scrittore americano recentemente scomparso per sua scelta, David Foster Wallace, che spesso si accaniva in note gigantesche, lunghissime, come spesso faceva Giovanni, ma era una parodia del pedantismo. Cominciamo. Sono titoli, questi frammenti, senza l'accento sulla sillaba. Abbiamo scelto con Andrea di mettere l'accento sulla penultima, quindi evitare gli sdruccioli, ma tutti i termini piani. Cominciamo con il nisnomo. L'origine del nome è perfettamente ignota. È un piccolo animale che si trova nell'insalata di maggio, è stato visto in tutto da 5 persone, e sempre di maggio, in un breve periodo che va dal 1605
al 1608. Sono animali che non hanno che un occhio, una mano, un mezzo corpo e un mezzo cuore. È da temere che, essendosi presentati in un breve periodo sotto forme dimezzate, si siano dimezzati riproducendosi nei secoli fino ad un progressivo annullamento. Si tratta di un animale grazioso, dalla pelle grigia, segnata di venature azzurrognole. Pur essendo piccolo, ha una grande capacità e volontà di resistenza e si oppone con graffi alla cattura. Dopo poche ore di cattività muore suicida. È cantato dal poeta Scarron, che si dice lo abbia trovato a un pranzo all'hotel Rambouillet e mangiato, fra il generale biasimo, delle preziose. Gli aprosegori. Si tratta di animali notturni, normalmente parassiti di piante rare come le magnolie e cedri. Si vedono spuntare dagli alberi attaccati al tronco o alle foglie, spesso in soluzione di continuità come nella specie rappresentata nella figura A, o volanti da cima a cima come nella specie indicata nella figura B. Il loro nome dal greco significa a cui non si può parlare. La loro dimensione è quella delle foglie, il loro colore lunare. I loro tessuti sono bagnati di nebbia. I loro lineamenti sono rigidi ed espressivi, semplificando la loro possibilità morfologica variabile. Si può definire l'aprosegoro come un occhio o un piccolo volto raggrinzito a forme di melone, a volte libero, a volte peduncolato, a volte bene unito a collo ad una forma vegetale comune. Il loro nome deriva da una leggenda che racconta come una fanciulla interpellò un aprosegoro chiedendo a lui chi fosse, da dove venisse e traendole una risposta ignota ma terribile che la condusse a morte. Da allora si ritiene l'aprosegoro un custode di verità mortali. Il bradomeo è animale per dimensione e provenienza simile al misnomo, in quanto raramente raggiunge il centimetro e si trova nei frutti dell'orto. Il nome significa lenta parte vergognosa. Deriva dalla sua forma di tipo vagamente sessuale e dalla lentezza dei suoi movimenti fra le foglie. Questo animaletto si compone di due parti: un corpo sottile, cilindrico, segnato a segmenti e a punta arrotondata, e una porzione carnea larga, a contorni ondulati, di colore chiarissimo, su cui si apre un piccolo occhio semichiuso. Questa zona termina con un piccolo arto atrofico a 4 dita. Si dice che parli con una voce stridula, molto articolata, sulle vocali A ed I e sulle lettere G ed N. Conta molte centinaia di apparizioni, quasi tutte in Francia. Il cotomac spadi pigmeo è un animale scandinavo molto grande. Si tratta di una specie di grosso leone rosso col corpo di formica a 6 zampe, con 8 ordini di piccoli denti scuri e 6 occhi variamente disposti sulla faccia immobile. Ogni regione dorsale presenta un'aletta atrofica grassa o carnosa. Dalla superficie viscida l'ala cervicale è la più espansa. Le altre due, quella dorsale e quella lombare, sono sensibilmente ridotte, forma grama, come di pallone sgonfiato. Di sesso normalmente maschile, il cotomac spadi pigmeo getta efflorescenze vegetali dalle diverse pieghe del corpaccio deforme. Sono lunghe foglie simili a quelle dei banani. Il cotomac pigmeo terrorizza le renne e anche l'odore del suo corpo incenerito ha il potere di terrorizzare gli animali artici, tanto che i cacciatori lo utilizzano per cacciare le renne dalle loro tane. Penultima.
Il disbastaco, dal greco difficilissimo da trasportare. È un bruttissimo animale, grande quanto un uomo. Nella leggenda risulta pigrissimo, tanto da saltare in braccio all'uomo per essere trasportato qua e là, di qui il nome. È fatto a croce con 4 masse, una anteriore, la testa, 2 laterali, addomi, e una posteriore, la natica. La testa davanti è irregolare e grinzosa, ricca di peli che sporgono a caso e a ciuffi, con una grande bocca coperta da un rastrello osseo dentato. Dal capo sporgono 3 dei 5 arti dell'animale, 2 dal mento, incrociati, e 1 dalla bozza destra del frontale. Gli arti del disbastaco sono esili, ricoperti da una cuticola dotati di piccole mani a 8 dita. I 2 addomi laterali sono delle sporgenze irregolarmente panciute, pigmentate, bianchissime. Da esse nascono i 2 arti, anteriormente per l'addome sinistro, posteriormente per l'addome destro. Dall'addome destro si protende spesso una ventosa, peduncolata, variamente configurata, con cui il disbastaco, animale affettuoso e per niente temibile, bacia o tenta di baciare i suoi trasportatori umani. Non essendo mai state date visioni posteriori del disbastaco, c'è impossibile fornire descrizione della regione della natica. L'ultima, gli astomi. Quella degli astomi è un'importante famiglia di piccolissimi animali senza bocca, ricchissima di varietà, tutte indicate nell'Atlante e nelle didascalie. L'astome, grande quanto una mosca, di solito molto ricco di occhi, vola, pur essendo senza ali, molto velocemente, da 2 a 300 metri dal suolo. Sono bestie molto fastidiose, imprendibili, voracissime. Uno stormo di astomi può divorare un montone. Dispettose, inquiete, in 10 varietà anche luminose. Il colore della loro pelle può essere di un biancore accecante o di un forte verde assolutamente non vegetale che incanta gli osservatori. Gli astomi compaiono e vivono intensamente sempre nella prima metà di un secolo. Non hanno mai collaborato con l'uomo. Poeti e visionari moderni temono fortemente che nei primi anni del secolo XXI, quando la loro ricomparsa viene prevista, nuoceranno fortemente all'aviazione, soprattutto nelle operazioni di decollo e di atterraggio. Grazie. Paolo. Grazie. Dunque, pensando con gli amici appunto dell'associazione che cosa fare, se potevo fare qualcosa, contribuire anch'io a questa serata, mi è venuto in mente, ho cominciato un lavoro che in realtà avrei dovuto cominciare più avanti perché lo faremo poi nel 2020, all'inizio del 2020 in Francia, che è un lavoro sulla casa dove ho vissuto, dove sono cresciuto come luogo di formazione, insomma questa è l'idea. E quindi pensavo che la casa in realtà fosse un buon, come dire, archetipo e segno anche della nostra famiglia, insomma, sia di Giovanni che di Margot, e dei gatti, e dei cani, mie, eccetera, eccetera. Ho trovato, ed è questo che è stato l'input che mi ha fatto così decidere di fare questo primo studio con Elga, e poi questa cosa verrà fatta con orchestra, eccetera, e un gruppo più ampio, video e via dicendo, perché ho ritrovato chiamarla poesia è eccessivo, comunque un mio delirio giovanile, ma molto giovanile, cioè avevo tipo 7 anni, credo, registrato, che mia mamma aveva sbobinato, e ho trovato la sua sbobinatura in casa, che ho trovato molto, molto giusto
da utilizzare per partire in questo nuovo viaggio creativo. Dopo questo c'è anche, come dire, una riflessione invece un po' più adulta. Il pezzo è un pezzo audiovisivo, dura 8 minuti e Helga Davis, grazie. Who knows what you become after you're dead? A flower? A rose? The other half of a dog? A collection of bones? A bit of fertilizer for a flower? Who knows what you become after you're dead? A thing that everyone sees without ever thinking of you? What a crazy thing to think like that, of becoming a tree or a leaf one rips when passing by that may have been a man who lived before you. What a crazy thing to think that there might be an entire garden hidden in a cemetery. You could become a chandelier, turned on by someone who knows nothing about you and doesn't know that glass is first sand, the same sand as a man. What an absurd thing to think is you drink from cupped hands that your Where is the key to the labyrinth? I was lucky to grow up here, in this city, in this house. This room was my bedroom. It was the room where I played. It was the room where I first felt love. Now this house is still full of beauty, but empty.
parents are gone, and this beauty, solitary in its labyrinths, makes me wonder. What is beauty? What does beauty spring from? What are its seeds? What are its roots? I know these are impossible questions. There are questions with hundreds, thousands, billions of answers. Questions. What if questions themselves were the seeds of beauty? What if the roots of beauty only sprang from dialogue? This would explain why nowadays, when there is so much communication but so little true dialogue, so little beauty is created. The home, every home, is where the first questions are asked and the first answers are given. So I like to imagine that each room of this home is a voice. 1. The room of nourishment. 2. The playroom. 3. The room of beauty. 4. The room of water. 5. The room of books. 6. The room of cats and dogs. 7. The room of fights. 8. The room of love. 9. The room And that each voice is joined to the others in a polyphonic music, as in a sort of madrigal. Grazie. Mia mamma lo diceva, a volte sembrava anche quasi una minaccia: guarda che sto scrivendo un libro, e questa cosa qua ovviamente dicevo, aiuto, chissà perché me lo dici con questo tono, e sapevo che c'era e mi aveva detto che c'era, e quindi c'è questa detestata sogliola che ho ritrovato sul suo desktop, lei mi aveva detto che era lì, e che Marsilio, sono veramente molto grato, l'ha pubblicato ed è appena uscito. Io l'ho comprato adesso perché l'ho visto ora, quindi questo è un messaggio non subliminale, chiarissimo: compratelo, è lì fuori. Però ce ne leggeranno qualche frammento Elisabetta Pozzi, e con delle canzoni di Margot cantate da Malva Rizzato. Grazie ragazze.
Zitti, fetenti, ipocriti lettori, guitti di merda, fanti di cuori, ministri puzzoni, preti rompicoglioni, dentisti assassini, pustolosi bambini, registi maliardi, bancari bugiardi, filologi dotti, architetti corrotti, primari fascisti e commercialisti, regine di cuori e vivi settori, vicini cornuti e arbitri venduti, pedofili porci, turisti spilorci, vecchietti arroganti, commessi palestrati, psichiatri arroganti e principi cantanti, adulatori untuosi, archivisti pallosi, parenti serpenti e sovrintendenti, badanti albanesi, adolescenti obesi, attori invidiosi, avvocati spocchiosi, performer falliti, mezzi busti incalliti, baristi invadenti e velisti impenitenti, portieri imbranati, stilisti ossigenati, agenti accertatori e illusi re di cuori, aspiranti veline e suore orsoline, cacciatori di tordi e critici balordi. Occhialuti accademici del cazzo, cavatevi dai piedi che v'ammazzo! A me, se di vecchiezza la detestata soglia evitar non impetro, quando muti questi occhi all'altrui core e l'orfia voto il mondo e il dì futuro del dì presente più noioso e tetro, che parrà di tal voglia, che di quest'anni miei, che di me stesso, ahi, pentirommi e spesso, ma sconsolato volgerommi indietro. Lui odiava le sogliole. Quando in albergo a Riva del Garda le servivano alla mugnaia, lui commentava: la detestata sogliola. E noi non capivamo. Poi quella telefonata dall'ospedale: portate i vestiti, è morto alle 4 stamattina. Tanto non stavamo dormendo, perché aspettavamo la telefonata. Le scarpe nuove, la giacca marrone, quella fatta su misura, la cravatta Hermès, regalo di Pippo, andrà tutto bruciato. Non lo dicevamo, però ci pensavamo a quel fuoco. E a luglio eravamo andate in montagna. C'eravamo sedute a quel tavolino rotondo dove lui dava le spalle alle Dolomiti con 5 giornali e ordinava ogni mattina un caffè e poi un altro caffè. «Non c'è il papà?» aveva chiesto la cameriera, quella bionda che poi era la padrona. Ricordo che aggrottava le ciglia. È morto 1 mese fa. Lo dissi io, non importa chi l'ha detto. E avevamo ordinato anche noi un caffè, poi un altro caffè, proprio come faceva lui e proprio al suo tavolino, senza i giornali però. La cameriera si asciugava le lacrime. Solo allora ci eravamo resi conto che era morto, quando lei si era messa a piangere. Firenze. Siamo invitati a cena a casa del poeta storico dell'arte e affrettiamo il passo sul ponticello che separa la grande strada dalla stradina in salita dell'abitazione. Affannati. È primavera e Giovanni soffre di allergia ai pollini. Ha dimenticato a casa il Ventolin, ultima salvezza per un accesso d'asma, bestemmia a bassa voce in romagnolo.
Le scale verso l'ultimo piano sono tante, l'asma aumenta, ma poi si stempera in abbracci, saluti, sorrisi di rito. La padrona di casa, signora alta, fiera, affettuosa, di origine sudamericana, ci accoglie in una saletta dove già sono seduti, davanti ad un librone aperto su un basso tavolino rotondo, l'altro grande poeta fiorentino, l'italianista famoso, lo storico dell'arte americano, lo scrittore toscano con moglie bibliotecaria al fianco. Presentazioni. L'americano spiega divertito un'immagine del librone, tutti ridono, mentre nell'aria aleggia un lontano profumo di arista. Mi avvio alla cucina per scambiare 2 parole con la moglie del poeta, che subito, con piglio deciso ad alta voce, invita tutti a sedersi al lungo tavolo della sala da pranzo. Io a capotavola tra i 2 poeti, Giovanni all'altro capotavola, al posto d'onore a destra della padrona. Un piccolo accesso d'asma coincide sapientemente col rumore delle sedie smosse. Giovanni ha sempre paura di disturbare. La conversazione iniziata nella saletta continua da un capo all'altro della grande tavola. Si discute della Maddalena di Donatello, mentre la padrona di casa fa girare con grazia sulla tavola bianchissima il primo, una minestra gradevole, tiepida. Il poeta mi versa il vino e intanto si passa al vasari. Lo storico americano è generoso di aneddoti rinascimentali e si dimentica di mangiare. L'altro grande poeta ha l'aria come sempre mesta e mangia in silenzio. Giovanni ha un'altra crisi d'asma che peggiora quando cerca di scusarsi perché la minestra gli è andata di traverso. La padrona di casa si alza e raccoglie i piatti aiutata dalla bibliotecaria. Dovrei dare una mano, ma sono troppo presa dagli aneddoti rinascimentali. Tornano le 2 donne con l'arista a rosto già affettata tra una ghirlanda di patate al forno. Si mangia, si beve. Lo storico americano rilancia qualche cosa sull'opificio delle pietre dure e il discorso si allarga, si allunga, si fa concitato, rimbalza da un capo all'altro della tavola tra un boccone e una sorsata di vino. Una seconda bottiglia, poi una terza. Il grande poeta mesto si rianima, ma poi tutti i commensali immersi nell'arista, i racconti iniziano a languire, l'argomento si sposta dalle pietre dure ai sapori e si incrociano balbettii di lode a bocca piena fino a che tutto tace e si conclude nel rumordenzium così caro alle vecchie tovolate francescane. Nel silenzio generale, all'improvviso, la padrona di casa si alza in piedi, spingendo all'indietro rumorosamente la sedia e rivolgendosi a tutti con voce preoccupata, a mani alzate, grida: «Qualcuno ha visto la minchia? Dov'è la minchia?» Il padrone di casa si alza di scatto, «Tranquilla, cara», e scompare in corridoio. Tutti hanno smesso di mangiare. Giovanni ha un'altra feroce crisi di asma e si nasconde tossendo nel tovagliolo gigante di fiandra ricamata. Il poeta rientra sorridente. «Adesso vi faccio vedere la minchia». E mostra, alzandola sulla testa, una grossa gatta persiana maculata. La minchia. Se io potessi parlare con i morti. Se io potessi parlare coi morti,
telefono ogni volta che bisogno c'è di riparare ai torti, ma in nessun posto nessuno c'è che ti consola e che ti conforti. Io cercherei di parlare con te e starei fissa sul ricevitore senza il tuo numero per ore e ore. Nai, 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 na, na, nai, na, na. Io cercherei di parlare con te e starei fissa sul ricevitore senza il tuo numero per ore e ore. La donna che ama due uomini, testo di Franco Fortini, musicata da Margot. La donna che ama due uomini non è puttana ma scaltra, perché se una luce si spegne resterà accesa l'altra, perché se una luce si spegne resterà accesa l'altra. Mia pena, adagio, non mi star tormentando. Se un giorno io ti ho amato, non stare a ricordarlo. Se un giorno io ti ho amato, non stare a ricordarlo. Amore, andiamo al porto, là noi ci abbracceremo. Il mio corpo sarà la barca, le tue braccia saranno il remo. Il mio corpo sarà la barca, le tue braccia saranno il remo. Vorrei scendere al lago, ma non sentisse l'arena, e metter manette al diavolo e alla morte una catena, e metter manette al diavolo e alla morte una catena. Così giovane col lutto, dimmi chi ti morì. Se è morta la tua donna, consolati, io sto qui. Se è morta la tua donna, consolati, io sto qui. La donna che ama due uomini non è puttana ma scaltra, perché se una luce si spegne resterà accesa l'altra, perché se una luce si spegne resterà accesa l'altra. L'ospedale civile di Venezia ha sistemato le camere dei cardiopatici in una zona tranquilla. Le finestre, che sono sbarrate, i pazienti dicono che sono rotte e che non si possono aprire non per via dell'aria condizionata, ma perché verrebbero giù a pezzi. Guardano sull'isola dei morti, sul cimitero che galleggia in laguna, circondato da una lunga muraglia rossa da cui spuntano altissimi cipressi. In 3 minuti di barca a remi l'isola la si può raggiungere, nel caso. Nel caso? Sì,
nel caso di morte, il che è ben presente ai pazienti che trafficano con le mani nei pantaloni del pigiama ogni volta che lo sguardo si posa sull'isola di San Michele. Il letto di lui è proprio attaccato alla finestra più panoramica. L'accoglienza è fredda. Lui ha voluto andarci in pantofole. Poi è arrivata la infermiera con un notes, muso lungo, lo sguardo fisso sulle espadrillas sfilacciate di lui. Lei ha la licenza media? Gli ha chiesto. Sì. Bene. È pensionato? No. Come no? Ha 68 anni? Sì, ma insegno ancora. E dove, scusi? A 68 anni? All'università. Con la licenza media? Mi ha chiesto se ce l'avevo e ho detto di sì. Si accomodi nella sua stanza. Nella sua stanza, intanto, i due buranelli si giocavano ai tarocchi le isole della laguna. Se vinco mime ciapo Torseo, mime ciapo Masorbo, dando le spalle alla finestra. Lui poi ha detto con un filo di voce: io 68 anni fa giocavo a briscola. Come 68 anni fa? Appena nato? Mi ha strizzato l'occhio. Doveva aumentarsi gli anni per partecipare allo scopone. Ma i buranelli lo hanno ignorato. Il cielo si stava tingendo di rosa sopra l'isola dei morti. Prima era azzurro. L'armadietto di lui ha il 12. Bene, dico, il numero 12 porta fortuna. Mica potevo saperlo che lui sarebbe morto il 12. I buranelli avevano ripreso a lanciare coppe, bastoni, denari sul tavolino traballante. Va pure a casa, ha detto lui. Ma prima sistemiamo l'armadietto, dico io. Calzoni, canottiera, mutande, calze, camicia. Io il pigiama non me lo metto. Poi è tornata l'infermiera. Le pantofole vanno ricoperte da un copriscarpe di plastica. Io lo sapevo che l'avrebbe detto, ma facevo finta di niente. Tutto azzurro. I guanti di gomma, le soprascarpe, i comodini di metallo plastificato. Hai gli occhiali? Sì. L'Exotan? Sì. Libri? Sì. L'acqua? Sì. Torno domattina presto. A fare che? A guardare dalla finestra? Quella vacanza in Francia. Courchevel, Savoia, luogo per sciatori, deserto in estate. Luglio. Il proprietario, Monsieur Gonze, è gentile e preoccupato. Siamo in tanti nella grande casa di legno a 3 piani, di cui 2 seminterrati, un piano per ogni gruppo. Sottoterra io con Giovanni e Andrea. La Danda con il neonato nel mezzanino, detto lo scorreggiatoio per via del neonato. Papà e la mamma al piano nobile. Un grande camino, vetrate con vista sullo stradone, in lontananza il supermercato sempre chiuso. 2 mesi a 2700 metri, una sdraio davanti all'ingresso. Come riempire le giornate? Magari un bel fuoco nel camino? Giovanni sparisce per 2 ore, a mezzogiorno torna con le braccia piene di legna, fuscelli, foglie secche, tronchi, rami, muschio, tutto nel camino. Ma non sarà pericoloso? Ma no! Grande è la capacità di convinzione di Giovanni. Le Figaro, in cima al mucchio, l'accendino di papà, tutti intorno al camino. Il neonato sgambetta nella carrozzina, Andrea getta fuscelli, foglie nel mucchio, papà si allontana rinculando dalle fiamme, Giovanni alimenta il fuoco soffiando in piena crisi d'asma, senza ventolin. La mamma incomincia a preoccuparsi. Il fuoco prende lena, si gonfia, scoppiettano i legni secchi, poi
Tutto si incendia di colpo, il fuoco si riversa dal camino sul pavimento di legno. La Danda corre a prendere l'acqua e il detersivo nel mezzanino. Andrea sghignazza con Giovanni e la mamma scappa fuori, guarda in alto e rientra preoccupata. Il fumo sta invadendo la vallata, state attenti, e il neonato piange nella carrozzina. Giovanni e Andrea saltellano sulle fiammelle del pavimento di legno mentre papà si eclissa nello scorreggiatoio urlando «Crispy!» perché sta arrivando Monsieur Gonz, velocemente, a piedi, sullo stradone. Tocca a me andargli incontro sorridendo perché me la cavo col francese. Lo trattengo fuori facendomi spiegare il nome di tutte le montagne e la storia della vallata. Dentro buttano secchi d'acqua sul pavimento, fuori si inizia a sentire odore di legno bruciato. Mentre Monsieur Gonz mi invita ad entrare, la Danda in ginocchio sta lavando con la schiuma il nero affumicato sul pavimento. Si lavicchia, cita sorridendo e sfregando il parquet con la camicetta della mamma che era sul divano. Monsieur Gonz guarda il camino, occhi sbarrati. Vous avez froid? À juillet? Oui, un peu. Les enfants, surtout. Monsieur Gonz se ne va, girandosi una decina di volte a guardare la nuvola grigia che si sfalda nel cielo della vallata, tossendo. Papà riemerge dallo scorreggiatoio bestemmiando Crispy. La mamma canta «De, vieni, non tardare, oh gioia bella». Poi afferra le mani di Giovanni «Vieni, bien mio, vieni fra queste piante ascose». Papà scoppia «Crispy!» «Chi è Crispy?» dice Andrea. La Danda in ginocchio continua a sfregare in tondo il parquet con il detersivo comprato nel supermercato sempre chiuso. Attraverso le vetrate si vede Monsieur Gonz che si allontana con gli occhi rivolti alla nuvola grigia. Ora non è che un puntino nero sullo stradone. Io sono innamorato di tutte le signore, testo di Guido Gozzano, musicata da Margot. Io sono innamorato di tutte le signore che mangiano le paste nelle confetterie, signore e signorine, le dita senza guanto, scelgono la pasta quanto ritornano bambine, perché niun le veda, volgono le spalle in fretta, sollevan la veletta, divorano la preda. C'è quella che si informa, pensosa della scelta, quella che toglie svelta, ne cura tinta e forma. L'una pur mentre inghiotte già pensa al dopo al poi e domina i vassoi con le pupille ghiotte. Un'altra al dolce crepe muove le disperate, bianchissime al giulebbe, dita confetturate. Un'altra con bell'arte sugge la punta estrema, invano che la crema esce dall'altra parte. L'una senza badare a giovine che ad occhi divora in pace gli occhi, altra solleva i pare, suga in supremo annunzio, non crema e cioccolatte, ma super liquefatte, parole del d'annunzio. Fra questi aromi acuti, strani commisti troppo, di cedro, di sciroppo, di creme e di velluti, di essenze parigine, di mammole e di chiome, o le signore come ritornano bambine, perché non mi è concesso, o legge inopportuna, il farmi vita presso, baciarvi ad una, o belle bocche intatte di giovani signore, baciarvi nel sapore di crema e cioccolatte. Io sono innamorato di tutte le signore che mangiano le paste nelle confetterie. L'ultimo brano. Ecco, la gatta ha iniziato il suo solito rauco invito alla sveglia dietro la porta chiusa. Vuol dire che sono le 7. La mamma si stira,
Tira sulle braccia, si gira sul fianco destro, poi sul sinistro, perché a destra il cuore le batte troppo forte. Poi dà un calcio al piumone e si siede sul bordo del letto, mica si alza. Aspetta che la gatta ricominci a sgolarsi, solo allora si alza, piega il piumone, lo mette nell'armadio vicino alla scatola rossa delle diapositive scansionate, poi apre la finestra e le persiane. Oggi c'è il sole. Vuol dire che usciremo, ma non subito. Prima deve mettere sul fuoco il caffè, dare da mangiare alla gatta, agli altri gatti sulla scala che va in soffitta, ai piccioni sul davanzale e alla randagina che aspetta paziente dietro la tanda gialla della cucina. Poi apre l'acqua calda nella vasca, prende un dischetto bagnato e se lo passa in faccia, si lava i denti e fa qualcosa che non capisco nella tazza del bagno. Ma l'acqua nella vasca sta diventando troppo calda. Allora apre l'acqua fredda, poi va in cucina perché il caffè sta facendo un rumore fastidiosissimo, come quei treni che qualche volta prendiamo per andare in montagna. Prende la tazza bianca di quando era bambina, ma delle volte anche quella a fiori che piaceva al babbo, che non ho conosciuto, però di lui la mamma mi parla sempre. Mi dice che dormiva nel letto dove ora ci sono i miei peluscini, il Trudy, il cinghialetto, il cane di gomma, per farmi diventare forti i dentini. Poi mette il caffè nella tazza, 2 cucchiaini di miele, un po' di cacao e porta la tazza in bagno. Poi prende 3 scatole di medicine dalla scatola gialla, tira fuori 3 pillole e le ingoia con il caffè alla cioccolata. L'acqua intanto è diventata tiepida. La mamma controlla che ci sia l'accappatoio, il tappetino in terra e anche l'asciugamano di lino per la faccia, perché lei la faccia non se l'asciuga mica con l'asciugamano di spugna, solo col lino. Accende un disco noiosissimo che mi fa tornare voglia di dormire, ma devo star sveglia perché dopo usciamo. Andiamo a Tatai, mi dice sempre. E Tatai vuol dire a spasso. Una signora grassa una volta l'ha spiegato alla mamma. Tatai si dice ai bambini piccoli per dire andiamo fuori. Allora salto giù dal letto, mi siedo vicino alla vasca, aspettando che la mamma esca e che si asciughi bene bene, ma ci mette troppo tempo. Poi mi siedo davanti alla porta che va in soffitta, perché lei si veste in soffitta. Quando scende dalla soffitta e si mette un po' di crema sulla faccia e poi si pettina, vuol dire che finalmente stiamo per uscire. Allora mi stiro anch'io, lunga, lunga. Tra un po' andiamo al bar. La mamma dice bar, con tante A, quando parla con me. E ci mangiamo una brioche in 2. Vuota, perché io non devo mangiare la crema. Lei prende anche un caffè Hug. Poi usciamo fuori in fondamenta, di corsa, sorridendo a tutti. La mamma tira fuori i sacchettini per la cacca. Io la faccio sempre davanti all'ingresso della Galleria dei Tre Oci. Dietro i vetri 3 signorine ci guardano male, ma la mamma raccoglie subito la cacca e poi la butta nel bidone vicino al pontile. È bello che la giornata cominci così. Cioè, era bello. Marionetta qualche verso, per qualche affetto, per qualche anno perso, per qualche gatto in strada raccattato, per qualche libro letto e poi scordato, per qualche immagine senza più traccia, quando stringevo un bimbo fra le braccia, per una lettera senza mittente, aperta trepidante fra la gente, per qualche sera di malinconia, per qualche sogno che è volato via, per qualche canzonetta d'occasione, per qualche amore senza conclusione, per qualche conclusione senza amore,
amore, per qualche attesa con il batticuore, per qualche desiderio mal riposto, per un bel po' di fumo senza arrosto, per un poco d'arrosto senza fumo, per il ricordo vago di un profumo, per una vita che è quasi passata, per questo dovrei essere ricordata. Non penserò all'amico che è caduto senza il coraggio di chiedere aiuto, non penserò alle mie persone care che sono scomparse senza salutare, non penserò alle rose che non colsi, alle illusioni che a qualcuno tolsi, ai volti di sfuggita undi incontrati, agli amori che non son mai iniziati. Annegherò stasera i giorni foschi, come quando mi siedo da Pascoschi in un tiepido ottobre fiorentino a sorseggiare un calice di vino, per qualche marionetta, qualche verso, per qualche affetto, per qualche anno perso, per qualche gatto in strada raccattato, per qualche libro letto e poi scordato, per qualche immagine senza più traccia, quando stringevo un bimbo fra le braccia, per una lettera senza mittente, aperta trepidante fra la gente, per qualche sera di malinconia, per qualche sogno che è volato via, per qualche canzonetta d'occasione, per qualche amore senza conclusione, per qualche conclusione senza amore, per qualche attesa con il batticuore, per qualche desiderio mal riposto, per un bel po' di fumo senza arrosto, per un poco d'arrosto senza fumo, per il ricordo vago d'un profumo, per una vita che è quasi passata, per questo dovrei essere ricordata. Grazie a tutti. Grazie. Il libro è fuori. Grazie. Ciao, caro.